Ciao a tutti da Cristian TJ, il salutatore del blog. Eccomi qui oggi per un importante tema che sta toccando le telecomunicazioni. Ho qui con me Mimmo Teramo, che ha qualcosa da dire contro dei sistemi, ci troviamo come avete visto davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, contro dei sistemi non idonei. Noi chiediamo tutti quanti il rinnovo del contratto delle telecomunicazioni che purtroppo sta portando delle cose che non vanno bene, e adesso Mimmo ci illumina. No, in realtà ci sta una operazione da parte dei datori di lavoro che si chiamano Astel in questo settore, che vuole sdoppiare il contratto collettivo e fare un contratto ad hoc per i call center, approfittando della situazione di assoluta precarietà che in queste imprese è tipica già da anni. In questo in realtà vogliono sancire definitivamente la condizione di precarietà e sfruttamento che già da anni appunto Teleperformance, Almaviva, Telecontact, Comdata costringono i lavoratori e lavoratrici di questo settore a vivere in condizioni di assoluto sfruttamento e precarietà. Di questo sono assolutamente protagoniste le aziende principali, Vodafone, Telecom Italia, H3G e Fastweb, che stanno a loro volta affrontando uno spin-off di tutti i loro call center per approfittare di questa situazione. Quindi si creerà una situazione di doppio livello: una parte dei lavoratori, quelli di call center, avranno condizioni di precarietà e sotto sviluppo, sotto pagamento, condizioni economiche assolutamente infime, mentre le imprese madri potranno magari ancora contare su qualche, tra virgolette, privilegio e beneficio in più. Questa è una cosa che noi non possiamo tollerare, tanto più che questa operazione avviene alla luce del sole, utilizzando fondi pubblici per riorganizzare. Imprese come Almaviva, come Comdata, come Teleperformance oggi da una parte prendono soldi pubblici per creare false stabilizzazioni nelle regioni come la Calabria, la Puglia, la Sicilia, anche qualche regione del nord, mentre dall'altra nelle proprie imprese hanno aperto procedure di cassa integrazione e mobilità, buttando fuori quei lavoratori che fintamente sono stati stabilizzati anni fa per approfittare della sanatoria contributiva che gli ha concesso il governo ex Prodi, e oggi gettano appunto la maschera e mettono per strada quei lavoratori che fino adesso sono campati con 600 euro al mese, se va bene, e domani saranno destinati a una situazione di assoluta disoccupazione e privazione del proprio reddito. Grazie Mimmo per l'intervento. Perciò noi tutti quanti insieme chiediamo alle autorità competenti di intervenire contro i licenziamenti di Vodafone, contro i licenziamenti di Teleperformance, contro le casse integrazioni di Almaviva, eccetera eccetera, di tutto quello che ha detto anche Mimmo, che ci ha fatto notare. Perciò tutti quanti noi insieme diciamo no a tutto questo, basta! Intervenite, Ministero dello Sviluppo Economico, dovete intervenire. Questo è tutto dal salutatore del blog, che vi saluta e chiede l'intervento di tutti quanti delle autorità competenti. Ciao!